streetnewsmagazine.it, siamo qui alla partita dei sogni in memoria di Andrea Iovino. Qui con noi c'è Michele Donofrio, una giornata che unisce l'arte allo sport proprio per ricordare Andrea Iovino, questa grandissima persona. Sì, salve a tutte le persone che Street News, è un piacere essere qui, perché oggi sono anche in veste, oltre che da ospite, sto anche lavorando, oggi siamo colleghi perché sto con l'emittente televisiva, quindi sto anche lavorando, però è un piacere anche dare un saluto a tutte quante le persone intervenute e anche a tutti i colleghi che sono qui a lavorare, soprattutto quando si tratta di queste cose, lo dico sempre, ci uniscono perché vedi, qua sono quegli eventi dove vedi, a parte le persone, gli ospiti, le persone comuni, ma anche noi del settore che ci riuniamo, e qua sono quegli eventi dove non vedi la cattiveria ma vedi solo, ecco, persone riunite per un evento solidale in memoria appunto di persone che non sono più qui fisicamente ma che sono sempre nel nostro cuore. Esatto, è un attimo in cui siamo tutti uniti, come avrebbe voluto Andrea, da dire che questa è una partita benefica per l'associazione Andrea Io Vivo. Andrea si è sempre dato per gli altri, ha sempre avuto diciamo, una parte di sé da donare agli altri e quindi sicuramente avrebbe voluto tutto ciò. È qui con noi, lo sarà sempre. Assolutamente, assolutamente, è sempre qui con noi. Prima con Antonio Fiorillo parlavamo di alcune cose, ha raccontato degli aneddoti molto belli e molto significativi che veramente mi hanno colpito, perché Andrea era uno di noi ed è sempre uno di noi, fa parte dello spettacolo, fa parte della risata che rappresenta tutti quanti noi dello spettacolo. Perfetto, adesso facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News Magazine. Un saluto a tutti i lettori di Street News. Posso ripetere, scusami, cosa qua?